Un uomo di 70 anni, molto ricco, riesce a convolare a nozze con una ragazza di 30. Allora, confidandosi con un amico, gli fa: ah, Giovanni, ma come mi vedi accanto a una ragazza così giovane? L'amico gli fa: come ti vedo? Ti vedo come un orecchio di una mucca. Cioè, lontano dal sesso e vicino alle corna. Un carabiniere a casa da solo non gli va da cucinare e decide di ordinare una pizza. Telefona uno dei quei numeri sui volantini, fa così: pronto? Buonasera, volevo ordinare una pizza. E quello dall'altra parte gli fa: la vuole margherita? No, la voglio io. Un uomo sta facendo una visita dal dottore. A un certo punto il dottore gli fa: allora signor Rossi, qual è il problema? E guardi dottore, io parlo nel sonno. E il dottore fa: ma non è un problema, lei lo sa quanta gente parla nel sonno? Ho capito, ma a me mi dà fastidio che in ufficio sanno tutti i cazzi miei. Siamo nello studio di uno psichiatra. Se spalanca la porta entra un tizio tutto agitato con una bomba a mano legata davanti alla cinta, un frustino in mano e una pentola messa in testa. E il dottore fa finta di niente, lo lascia fare. Questo si sdraia sul lettino, come se sdraia il medico gli fa così: bene, cosa posso fare per lei? Quello si guarda e fa: per me niente, io sto bene. E mio fratello dice che sono matto. Due amici stanno a chiacchierare e parlano delle rispettive mogli, no? Allora uno gli fa quell'altro: ma insomma, ma tua moglie com'è a casa? Tutto a posto? Gli fa: sì, guarda, non puoi capire, in cucina è un mostro, tutti i manicaretti, involtini, arrosti, i primi è fantastica, fa i torci, fa tutto. A letto invece ne è buona, doppiato, il giraio, lo fa tutto io. Invece tua moglie: ma guarda, mia moglie in cucina zero, manco una volta cammino. Ma quando andiamo a letto te come scopa, è una tigre, zoppa a destra, zoppa a sinistra, non si ferma tutta la notte, 12-13 volte di seguito. Ma davvero è un massa. Senti, fammi una cosa, va, là, a mangiare andiamo da me, a scopare andiamo da te. C'è un tizio che entra dal medico, si slascia i calzoni, va da voi, gli mette sul tavolo un cazzo così grosso. Gli fa: dottor, ma secondo lei questo che è? Un cazzo o un telescopio? Il dottore fa: ma è evidente che è un pene. Ma strano, perché mia moglie dice sempre che vede le stelle. In un parco pubblico ci stanno due vecchietti su una panchina che stanno a parlare. E uno gli fa a quell'altro: ah Giovanni, ma secondo te, se la mattina per colazione mi mangio i biscotti Plasmon, sono troppo infantile? L'amico si fa: no, perché? Perché nel biberoso la morte sua. C'è un tizio che deve subire un intervento chirurgico alle mani. Poco prima dell'operazione, tutto nervoso, va dal medico e gli fa: ma dottore, ma lei pensa che dopo l'intervento lo potrò suonare il pianoforte? Tu le fa: ma certamente, che figo, non ho mai saputo suonare. Siamo in un cinema. Durante la proiezione c'è sta un vecchietto che fruga per terra e disturba tutti gli spettatori. A un certo punto uno che sta a guardare il film si sente toccare e gli fa: ma mi scusi, ma che sta facendo? E il vecchietto gli fa: ma è cascata la gomma da masticare. Questo gli fa: ma lei per la gomma da masticare disturba tutto il cinema e ti ha attaccata la dentiera. Due amici in confidenza, uno gli fa a quell'altro: oh, insomma, come va la vita matrimoniale? L'altro fa: lasciami stare, guarda. Perché? C'ho il sospetto che mia moglie mi mette le corna. Oh, ma davvero? Ma stai scherzando? No, che sto scherzando? Siamo stati 3 anni a Napoli, 2 anni a Firenze, un anno a Milano e mo stiamo qui a Roma. E beh, allora, il postino è sempre lo stesso. In un vicoletto appartato al buio c'è una macchina e dentro ci stanno due che stanno a scopare e lui sopra che spigne, no? A un certo punto, mentre sta sopra a spigne tutto sudato, alza l'occhio e vede uno così affacciato al finestrino della macchina. Come se guarda, se ferma e fa così: brutto azzazzone, a guardone, ma te ne vuoi annà? E questo non si muove. Oh, t'ho detto che te ne devi andare! E niente, questo rimane così. A un certo punto questo abbassa il finestrino e fa: oh, ma te ne vuoi a casa? E questo gli fa: e se mia moglie mi desse le chiavi me ne vado. Siamo in classe, scuola elementare, lezione di scienze. La maestra prende il libro e fa così: allora bambini, vediamo chi di voi mi sa dire qual è l'animale più cattivo del mondo. Allora tutti i bambini cominciano a alzare le mani. Il primo fa così: io maestra, è la tigre. L'altra bambina: io maestra, è il coccodrillo. Salsa Geppino fa: no, l'animale più cattivo è il tigrillo. La maestra fa: scusami Geppino, ma che è il tigrillo? È un animale mezzo tigre e mezzo coccodrillo. Ma Geppino, ma come è fatto sto animale? Davanti c'ha la testa della tigre e dietro c'ha il muso del coccodrillo. La maestra fa: ma così un po' cagà. E se non mica era così cattivo. Dal medico: ma dottore, è grave, può pagarmi subito?
C'è un tizio che è single, vive da solo a casa e il suo unico amore è un uccellino che tiene dentro una gabbia. Lo cura tutto il giorno, gli dà da mangiare, lo tiene veramente come un oracolo. Ma un giorno mentre sta a casa, l'uccelletto dentro la gabbia, via casca per terra. Capirai, lui pian corpo, apre la gabbietta, lo prende, lo mette dentro una scatola delle scarpe e corre disperato dal veterinario. Arriva dal veterinario e fa: buongiorno dottore, mi scusi, guardi un po' che gli è successo a sto uccelletto, ma che se può fare? Gli dà sta scatola.